Verso le 2:30, 3, qualcuno ha cercato di entrare. Era un gruppo penso di 4 persone che hanno sforzato una porta blindata, sono riusciti ad entrare, però hanno trovato la seconda, hanno trovato un muro blindato con dell'acciaio che non sono riusciti ad entrare, insomma. I malviventi non sono riusciti a portare a termine il colpo grazie alle alte misure di sicurezza prese dai titolari della gioielleria Roman in pieno centro a Rossano Veneto e grazie al pronto intervento dei vicini svegliati dal rumore della porta sfondata in piena notte. I banditi sono riusciti a scappare giusto un attimo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E grazie ai vicini che hanno chiamato subito le forze dell'ordine, dopo 10 minuti sono arrivati sia la polizia che i carabinieri. Furto sventato, a differenza di altri colpi portati a termine negli ultimi tempi ai danni di aziende orafe. Purtroppo questo è un elemento da mettere in conto facendo questo tipo di lavoro, dichiara Roman. E questo è un distretto orafo ed è normale, insomma. Siamo sempre stati sul mirino dei malviventi, per cui non cambia niente. Io sono nato in questo settore, per cui non capiterà, cioè capiterà sempre. Cioè siamo abituati e prendiamo le nostre precauzioni. Nel negozio di Via Salute è la prima volta che i ladri tentano di rubare, ma la famiglia, orafi di terza generazione, ha già avuto a che fare negli anni con i malviventi. Negli altri negozi sì, abbiamo avuto dei furti di notte, abbiamo dei tentati furti, abbiamo avuto una rapina nell'82, però insomma dai, L'importante, dice Roman, è prendere tutte le precauzioni necessarie. ci sono le assicurazioni, ci sono le blindature, bisogna stare attenti come ci si muove. E poi, come sempre, basilare l'attenzione degli stessi residenti che, come in questo caso, non ci hanno pensato due volte ad allertare le forze dell'ordine che ora stanno svolgendo le indagini.